lettere di minaccia a sindaco e giunta di Fara di Soligo, indagano i carabinieri, il primo cittadino replica, l'anonimo Codardo, fatti avanti. A Castelfranco registrato un caso di dengue in un cittadino che ha contratto il virus in zone infette. In città scatta l'ordinanza per contenere la diffusione del virus a partire dalla disinfestazione. Paura nella notte per un incendio sul Monte Cesen, decine volontari al lavoro assieme ai vigili del fuoco per spegnere le fiamme prima che raggiungessero le zone abitate. Le fiamme sarebbero dolose. Aggrediva e rapinava delle collanine minorenni sugli autobus mentre stavano andando a scuola, ventenne arrestato dalla polizia. Negli ultimi 10 anni il Veneto ha perso il 34% di giovani imprenditori, la peggiore performance in Italia. I dati di Union Camere Veneto: crollano le imprese giovani mentre aumentano quelle degli over 50 e 70. Se passa il presidenzialismo Mattarella deve dimettersi, le parole di Berlusconi a Radio Capital scatenano la bufera. Il PD, destra pericolosa, Calenda non è in sé, malinterpretato, replica il Cavaliere. Ancora vandali, tre vigneti, stavolta Vassola, la rabbia dell'81enne Mario Cescone per le viti tranciate con le cesoie, l'atto vile di una mano esperta. Festa a Montebelluna per l'oro conquistato da Margherita Panzera nei 200 d'orso. Poco dopo un altro trionfo veneto, quello del vicentino Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli in primo piano: la cronaca, la morte è il minimo che vi aspetta, lettere di minaccia a sindaco e giunta di Fara di Soligo, indagano i carabinieri, il primo cittadino replica all'anonimo Codardo, fatti avanti. L'obiettivo era quello di intimorirmi, questo assolutamente no, anzi andremo avanti più forti di prima e continueremo nell'attività amministrativa che stiamo portando avanti con forza e determinazione in questi 3 anni. Insulti a ripetizione e poi quella frase: la morte è il minimo che vi aspetta. Minacce scritte al PC, una lettera delirante e anonima contro sindaco e giunta, affrancata, spedita e arrivata all'ufficio protocollo del comune di Fara di Soligo. Non un'accusa specifica, ma un generico e corposo attacco alle scelte generali di chi amministra. In queste ore la denuncia ai carabinieri da parte di un primo cittadino che non si dice intimorito, ma profondamente amareggiato. Non è il primo né sarà l'ultimo degli amministratori minacciati, ma, dice Perencin, è l'ennesimo segnale di una situazione insostenibile per molti. I comuni sono diventati ormai il collo di bottiglia per tutto. Ci troviamo ad affrontare situazioni veramente difficili e complesse, cercando anche di dare delle risposte ai cittadini che si rivolgono a noi, spesso anche risposte o comunque ci vengono sottoposti dei problemi che non sono magari neanche di nostra competenza. È chiaro che noi cerchiamo di fare del nostro meglio e quindi può darsi qualcuno ci individui come magari dei capri espiatori. I carabinieri stanno indagando sull'origine della missiva, intanto Perencin si rivolge direttamente all'anonimo mittente. Che si presenti, che si firmi almeno la prossima volta e che abbia il coraggio delle proprie azioni, perché non c'è niente da nascondere, non c'è niente da aver paura e chi manda lettere anonime minatorie di questo tipo è solamente un codardo, per cui si faccia avanti e io lo affronto senza nessun problema. Un caso di dengue a Castelfranco, la malattia trasmessa dalla puntura di zanzare infette. Oggi il sindaco ha firmato l'ordinanza per affrontare l'emergenza. Scatterà la disinfestazione che procederà fino a martedì. Previste anche tutta una serie di misure per prevenire e contenere la diffusione delle zanzare. Un viaggio all'estero e poi al ritorno a casa a Castelfranco, i sintomi sospetti. Ora le analisi hanno confermato si tratta di dengue, infezione virale trasmessa all'uomo dalle zanzare, le tigre in particolare, che hanno a loro volta appunto una persona infetta. Sulla base delle indicazioni della Regione Veneto, dopo la comunicazione da parte dell'ULSS 2, il sindaco di Castelfranco ha firmato un'ordinanza per la gestione dell'emergenza. C'è stata notificata oggi da parte dell'ULSS una nota con un caso di dengue di un cittadino che ha frequentato una zona infetta e quindi è stato contagiato da questo virus. Partiremo come da protocollo regionale con la disinfestazione delle zone limitrofe alla residenza di questo castellano, con trattamenti larvicidi e adulticidi, in modo insomma da eliminare potenzialmente la zanzara, quella che insomma veicola il contagio.
Oltre alla disinfestazione ad opera del Comune attraverso una ditta specializzata che procederà fino a martedì 16 agosto, viene chiesto ai cittadini di mettere in atto tutta una serie di comportamenti precauzionali: chiudere le finestre durante la disinfestazione, non lasciare contenitori dove possa accumularsi l'acqua e comunque svuotarli o chiuderli con coperchio o zanzariere, trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con prodotti larvicidi, tagliare l'erba e tenere i cortili puliti da foglie, erbacce e ogni tipo di rifiuto. È inoltre raccomandato nelle zone interessate dalla disinfestazione di raccogliere frutta e verdura dagli orti prima del trattamento e tenere al chiuso gli animali domestici, lavando poi ciotole o giochi per bambini rimasti all'esterno. Continuiamo con la cronaca. Paura nella notte per un incendio sul Monte Cesen, decine di volontari al lavoro assieme ai vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L'allarme è stato lanciato appena le fiamme, arrivate fino a 20 metri d'altezza, si sono viste a chilometri di distanza. L'incendio si è scatenato nei pressi del bosco del Madean, tra Miane e Valdobbiadene. Il fuoco è divampato in alcune cataste di tronchi in piena notte. Dalle prime indagini si avvalora l'ipotesi dell'incendio doloso. Anche il sindaco di Valdobbiadene, tra i primi a raggiungere il luogo dell'incendio, ne è convinto. Mi sento di escludere le cause naturali di innesco dell'incendio. È molto più probabile che sia colposo o doloso. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna e dei volontari AVAB di Valdobbiadene e Miane, che hanno subito iniziato le difficili operazioni di spegnimento, proseguite poi per tutta la notte fino a mattinata inoltrata. Al momento siamo qui per le operazioni di bonifica. Sta arrivando un mezzo per sollevare i tronchi e per rimuovere e bonificare tutta la brace che sta ancora ardendo. Grazie al tempestivo intervento di volontari e vigili del fuoco si è scongiurato il peggio. L'incendio poteva avvicinarsi anche alle case poco lontane. Fossero intervenuti in ritardo o le segnalazioni fossero arrivate dopo, certamente l'incendio avrebbe interessato il bosco, peraltro a poco più di 500 metri di distanza dall'abitato di Guia, quindi con seri pericoli per la popolazione. Aggrediva e rapinava minorenni mentre stavano andando a scuola. È stato arrestato un ventenne del Trevigiano. È agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il ventenne che ha seminato durante l'anno scolastico il terrore fra gli studenti minorenni. Il giovane finito in manette è il presunto autore degli atti di violenza e rapine commesse nei confronti di ragazzini. Le indagini della squadra mobile dei carabinieri della compagnia di Treviso hanno portato ad indagare il ragazzo, residente nel Trevigiano, già noto per aver commesso fatti analoghi e indagato più volte dalla Polizia di Stato. Violento, aggrediva i ragazzini per strappargli collanine in oro. In particolare due gli episodi contestati. La prima riguarda un'attività di indagine effettuata dai carabinieri. Un giovanissimo era stato seguito dall'uscita di scuola fino alla fermata dell'autobus. Quando il minorenne stava per salire, alle spalle è arrivato il ventenne che lo aveva aggredito procurandogli lesioni al collo. Sul secondo episodio ha invece indagato la polizia. Il rapinatore, dopo aver aggredito con violenza un minore che scendeva dall'autobus per recarsi a scuola, gli aveva strappato una collanina in oro, causandogli diverse lesioni sia pur lievi. Violenze che avvenivano negli orari di punta, quando in centro città, vicino alle fermate degli autobus, si accalcavano gli studenti. Il ventenne approfittava della confusione per mettere in atto le aggressioni. L'articolato quadro probatorio condiviso dall'autorità giudiziaria ha portato all'emanazione dell'ordinanza degli arresti domiciliari con l'ausilio del mezzo di rilevamento, il braccialetto elettronico, eseguita da personale della Polizia di Stato, unitamente a personale dell'Arma dei Carabinieri. Finalmente è terminato l'incubo dei ragazzini. Caccia ai due malviventi che ieri hanno rapinato la parafarmacia di Macerata. I carabinieri in queste ore stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Non solo, gli investigatori stanno accertando se ci siano stati analoghi colpi nella provincia o in altre zone della regione. Uno solo dei malviventi è entrato all'interno della parafarmacia armato di un coltello, ha puntato l'arma alla gola della dottoressa e si è fatto consegnare i soldi in cassa, qualche centinaia di euro.
Il secondo probabilmente era fuori a fare da palo, i due poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le tracce. I due rapinatori prima di fare irruzione avevano tenuto sotto controllo la parafarmacia accertandosi che all'interno non ci fosse nessun cliente. Negli ultimi 10 anni il Veneto ha perso il 34% di giovani imprenditori, la peggior performance in Italia. I dati sono stati elaborati dall'ufficio studi di Union Camere Veneto e Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Crollano le imprese giovani mentre aumentano quelle degli over 50 e 70. Il Veneto non è un paese per giovani, ancor meno se si è imprenditori. L'ultima indagine realizzata dall'ufficio studi di Union Camere del Veneto vede negli ultimi 10 anni un calo del 34% di imprese che hanno amministratori, titolari e soci con meno di 50 anni. È un dato preoccupante perché a livello nazionale, dall'indagine nazionale che c'è stata, il Veneto è la peggior regione sull'età anche degli amministratori, in questo caso, che non sono più giovani o sotto i 40 anni, ma bensì sono in una media di 70 anni. Già, perché se calano i giovani imprenditori, le aziende guidate da over 50 crescono del 17%, quelle degli over 70 addirittura del 27%, con tutte le conseguenze che questo comporta. E anche la carica propulsiva di idee, di voglia di crescere, la competizione con il tuo collega o concorrente che sia viene meno, e questo va a impoverire il tessuto imprenditoriale. E questo ci preoccupa. A livello settoriale la diminuzione è stata più marcata per il comparto costruzioni, dimezzando in 10 anni la consistenza nonostante il balzo degli ultimi 2 anni dovuto al super bonus. Consistente anche la perdita delle imprese giovanili, del commercio e del manifatturiero. A sorpresa sono in controtendenza il comparto dell'agricoltura e della pesca, con una crescita del 10% delle imprese giovanili. Probabilmente è una scelta di vita anche, all'aperto, in campagna, quindi ci sono tante chiavi di lettura, ma sicuramente pesa il carico fiscale, la burocrazia, l'impegno e le difficoltà del momento. Ed ora siamo alla politica. Nella prima giornata per depositare i simboli al Viminale per la tornata elettorale del 25 di settembre, la campagna elettorale si infiamma sulle parole di Berlusconi in merito alla riforma del presidenzialismo voluta dal centrodestra. Se passa, ha detto il Cavaliere, Mattarella deve dimettersi. Se entrasse in vigore questa riforma, penso che sarebbero necessarie le dimissioni del Presidente Mattarella per andare all'elezione diretta di un nuovo Presidente che, guarda caso, potrebbe essere ancora lui. Il primo botto della giornata politica è quello di Silvio Berlusconi su Radio Capital, che commenta così la riforma del presidenzialismo prioritaria per il centrodestra e chiama in causa Mattarella, che dovrebbe nel caso dimettersi. E a poco serve qualche ora dopo la precisazione su Facebook del leader di Forza Italia: non ho mai attaccato il presidente Mattarella, scrive, né mai ne ho chiesto le dimissioni, ho solo detto una cosa ovvia e scontata, una semplice spiegazione di come potrebbe funzionare la riforma sul presidenzialismo. Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il paese, replica il segretario del PD Letta sulla stessa linea Europa Verde. La richiesta di dimissioni del Presidente della Repubblica Mattarella da parte di Berlusconi mostra il vero volto di questa destra estrema. Siamo tutti chiamati a difendere le nostre istituzioni ed affrontare con grande determinazione la crisi climatica. No alla logica spartitoria del centrodestra, ribatte il presidente dei 5 Stelle Conte, smussa i termini Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia. Non voglio polemizzare con Berlusconi, ma credo sia prematuro discutere oggi del tema di Mattarella. Dal Veneto è l'europarlamentare della Lega a dare a chiarire. Il programma mi pare che si sta costruendo nel centrodestra, diciamo uno dei punti chiave sono chiaramente il presidenzialismo e da parte nostra l'autonomia, quindi le due cose andranno presentate assieme. È chiaro che se si fa il presidenzialismo Mattarella se ne deve andare, è stato eletto dal Senato e dalla Camera, adesso con il presidenzialismo potrebbe essere eletto dai cittadini. Ai moderati si rivolge la deputata di Italia Viva, Sara Moretto.
Queste esternazioni ci confermano che la parte moderata che si riconosceva in Forza Italia non trova certo più casa nella alleanza attuale di centrodestra. Il centrodestra, dopo aver mandato a casa Draghi, ora punta anche a mandare a casa Mattarella. Io credo che invece il Paese, l'Italia, abbia avuto in Draghi e in Mattarella due riferimenti di stabilità, di sicurezza, di anche autorevolezza nei confronti degli altri paesi europei, e che oggi non possa essere messo in discussione perfino Mattarella. Ancora vandali in azione a danno dei vigneti, stavolta colpiscono a Vazzola. Non posso dire niente, non saprei, guarda, perché quei confinanti sono in rapporti buonissimi, non lo so. Mario Cescon si reca come ogni giorno nei suoi campi a bordo di una 500 nella terra tramandata dalla famiglia. L'81enne stenta ancora a credere che degli ignoti abbiano tranciato di netto 8 viti di un filare di prosecco che il pensionato cura con passione e amore al confine tra Vazzola e Rai di San Polo. Quanto male c'è rimasto, Mario? Dio, ti credo malissimo, perché però una cosa proprio brutta, perché non si fa queste robe qua. Perché se una persona è arrabbiata con me, discutiamo, parliamo. Non è la prima volta che il signor Cescon viene preso di mira dai vandali. L'anno scorso erano già state tagliate tutte le barbatelle appena piantate. È un atto da vigliacchi? Abbastanza, sì. Più anche da vigliacchi, perché non si fa queste robe qua. Assolutamente no. Piante tagliate di netto alla base con una trancia, con i grappoli in piena maturazione, fra loro una vite non è stata tagliata. Penso che l'hanno lasciata perché con quell'attrezzo che hanno tagliato, vedi che sono più piccoline, questa qua, essendo un po' più grossa, non sono riusciti a tagliarla, penso. Il pensionato ha sporto denuncia ai carabinieri. Le indagini sono in corso per trovare i responsabili. Lei un gesto così non se lo spiega proprio? No, assolutamente no. No, perché sì, l'altro ieri che ho sentito per Antena 3 che hanno tagliato quelle viti a Collo del Brigo, mi sembra 130, non mi ricordo più il numero, anche là è stata una tragedia. Adesso mi ha toccato a me mi spero che basti queste, perché non lo so. Nessuna lite con vicini o cacciatori, forse solo una questione di invidia. Lei non ha mai litigato con nessuno? Ha buoni rapporti con il vicinato? Buonissimi, più che buoni. Un gesto di pura cattiveria fatto da una persona esperta che ha tagliato le viti sotto l'innesto per non far ricrescere la pianta. Rimane tanta amarezza. Ci mancherebbe, ma tanto no. Non ho più voglia di venire su sto campo qua, perché mi dà malinconia. Pronto a ricominciare? Bisogna andare avanti, di non fermarsi, bisogna andare avanti, fare cosa, bisogna continuare, sperando che le cose si mettano a posto nel migliore dei modi, diciamo. Mentre il caro prezzi sta mettendo a dura prova famiglie ed imprese, c'è chi ha deciso di affrontare questo periodo sfidando le difficoltà. Si prospetta un autunno nero dal punto di vista dei consumi. L'allarme che lanciano le categorie è chiaro: occhio a non lasciarsi ingannare dall'euforia estiva. In autunno, complici il caro bollette e l'aumento generale dei prezzi a causa dell'inflazione, i consumatori avranno meno capacità d'acquisto. Ma se da un lato le prospettive non sono rosee, non mancano gli spiragli di speranza che provengono dalle piccole realtà locali. Ne è un esempio un ristoratore che ha il locale lungo la pista ciclopedonale Treviso-Stiglia, un percorso che segue in gran parte il sedime della ex ferrovia che sorgeva proprio in quel luogo. Nato poco più di un anno fa, in piena pandemia, ha trovato la ricetta giusta per affrontare le insidie di questo momento difficile. Abbiamo creduto in questo progetto e ancora ci crediamo, anche perché abbiamo visto che le persone hanno bisogno di stare all'aperto, di svagarsi e hanno piacere anche di venire qui, soprattutto per la filiera che abbiamo scelto di intraprendere, che è quello della cucina sarda.
Una sfida, quella dei titolari Tiziana e Alessandro, non esente dalle difficoltà. L'auspicio è quello che il nuovo governo metta in atto dei sostegni atti ad arginare il problema dei rincari. Qualche aiuto in più sicuramente su tutto il fronte materie prime, perché tanti ho sentito che si sono lamentati per gli aumenti degli spritz, ma le persone non sanno cosa c'è dietro l'aumento di 50 centesimi di spritz, perché la patatina che fra virgolette pretendo gratis è aumentata, perché è aumentato l'olio con cui friggerla, è aumentata l'elettricità con cui accendere le friggitrici, i trasporti che trasportano patate, olio e quant'altro, tanti non sanno che c'è tutto questo dietro. Perciò cerchiamo di essere aiutati anche sotto quell'aspetto, non dico con incentivi, ma calmierare tutti i prezzi. E a tutti i ristoratori che faticano a tenere aperti i loro locali, Tiziana dice: li capisco in pieno e gli dico tenete duro che prima o poi ne veniamo fuori. La sanità ha eseguito nei giorni scorsi dall'equipe di cardiologia di Conegliano l'impianto del primo pacemaker senza fili. È stato applicato per la prima volta all'ospedale Santa Maria dei Battuti di Pordenone un pacemaker senza fili ad un paziente 81enne con precedenti infezioni. L'operazione è stata svolta dall'equipe aritmologica della cardiologia di Conegliano, diretta dal dottor Roberto Mantovan, il quale spiega che interventi di questo tipo vengono svolti principalmente in pazienti con caratteristiche cliniche particolari. L'intervento, della durata di circa 40 minuti, consiste nell'impianto di un dispositivo di 3 cm. Per essere posizionato non è necessario un intervento chirurgico, ma viene inserito con appositi strumenti attraverso una vena femorale che arriva fino al cuore. L'assenza di fili lo rende ideale per evitare rischi di infezione e il sistema può essere controllato anche a distanza con la telemedicina. Secondo il primario, l'intervento eseguito conferma l'alto livello clinico raggiunto dalla cardiologia di Conegliano per trattare questo tipo di patologie, ma precisa che si parla di una tecnologia già consolidata ma in continua evoluzione. Grande festa a Montebelluna e in Veneto per l'oro conquistato agli europei di nuoto a Roma dalla 27enne Margherita Panziera nei 200 dorso donne. Per la campionessa trevigiana è il terzo oro consecutivo agli europei dopo Glasgow del 2018 e Budapest del 2020. Una festa che per il Veneto non è finita perché poco dopo il vicentino Thomas Ceccon ha conquistato l'oro nei 50 farfalla. Ed ora invece vediamo insieme le previsioni per il weekend e per la giornata di Ferragosto con il generale Giancarlo Iannicelli. Ancora condizioni di alta pressione un po' su tutti noi, su gran parte dell'Europa e sull'Italia del Nord almeno. Alta pressione che ha origine sull'Atlantico, è evidente sulla carta, e quindi è un'alta pressione che garantisce un tipo di tempo più piacevole e qualche volta è un'alta pressione che si distrae, si lascia vincere da infiltrazioni di aria instabile come è successo questa mattina che danno vita a qualche temporale. Comunque la situazione è all'insegna della stabilità, prevediamo infatti un po' su tutte le nostre zone per sabato e per domenica, cielo in prevalenza sereno, dei cumuli durante il pomeriggio che poi naturalmente sui rilievi potranno dar vita a qualche temporale locale. Per Ferragosto cambia qualcosa, il cielo in prevalenza sempre poco nuvoloso, sereno almeno per la prima parte, poi nella seconda parte è previsto il passaggio di una linea di instabilità, quindi un impulso di aria un po' più fresca e durante la serata potrebbe dar vita a qualche fenomeno di precipitazione e di qualche temporale, ecco, ma è una cosa molto passeggera in quanto poi prevediamo anche per tutta la prossima settimana cielo in prevalenza poco nuvoloso, quindi tempo stabile senza piogge almeno diffuse e temperature sempre sostenute, insomma 30-32 gradi, ma naturalmente no ai livelli del periodo appena trascorso. I venti sono deboli di direzione variabile e l'Alto Adriatico è previsto poco mosso. È tutto. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano, momenti di paura sul monte Civetta, cede un chiodo, un alpinista romagnolo vola per una decina di metri sbattendo sulla parete su cui si trovava. Questa mattina la centrale del 118 è stata allertata per un alpinista volato sul penultimo tiro della via Soledad-Lettenbauer sul monte Civetta.
Dopo aver bivaccato in parete, il trentenne di Rimini e il compagno erano quasi alla fine della via quando lui, primo di cordata, è caduto per l'uscita di un appiglio e il cedimento del chiodo sottostante, che gli hanno causato un volo di una decina di metri facendolo sbattere sulla parete. Subito è decollato l'elicottero di Dolomiti Emergency che ha tentato un avvicinamento, ma i due rocciatori fermi su una cengia a 3100 metri di quota erano immersi nelle nubi. Sono state quindi attivate le stazioni del soccorso alpino di Alleghe, Agordo, Valbiois e Valpettorina per organizzare una squadra di intervento a piedi. Non appena però si è aperto un varco nelle nuvole, l'eliambulanza che era atterrata al rifugio Tissi è decollata. Ha recuperato l'alpinista ferito utilizzando un verricello di 30 metri e lo ha portato all'ospedale di Belluno. Nevegal torna percorribile Costa del Pin e ponte in legno di Costa Legnier che è stato messo in sicurezza alla vigilia di Ferragosto. 2 importanti cantieri sono stati portati a termine permettendo ora la riapertura in sicurezza dei 2 sentieri. Erano 2 interventi attesi, ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Franco Roccon presente in Nevegal. Su Costa del Pin pendeva un'ordinanza di chiusura datata agosto 2019 quando a causa di eventi meteorologici violenti molte piante erano collassate, diverse ceppaie erano state sradicate rendendo non percorribile la stradina. Inoltre i ponticelli Valle dei Campi e Fossa Grande erano in diversi punti danneggiati risultando poco sicuri. A Costa Legniere invece il problema era il ponte dove alcune assi erano rotte. Gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza sono stati realizzati da Veneto Agricoltura e Servizi Forestali con fondi regionali. Sono cominciate le operazioni di svuotamento dei vasconi di Cancia a Borca di Cadore. La provincia ha effettuato un sopralluogo per valutare i lavori non rinviabili sul canalone dell'Antelao dove si verificano le colate, rilevando la necessità di asportare 20.000 metri cubi di detriti. La briglia frangicolata Sabodam, entrata in funzione un anno fa, non è ancora stata toccata, quindi la separazione della colata solida da quella liquida e il canale di dissipazione stanno funzionando. Il materiale che scende in occasione dei temporali si deposita nei vasconi appositamente realizzati e non arriva nell'abitato di Cancia. Il costo dei lavori è di circa 385.000 euro. Grazie a un accordo con le regole e la proprietà del villaggio è stato individuato il luogo dove stoccare il materiale. È significativo che proprio nel 2022, a 50 anni dalla morte di Dino Buzzati, finalmente anche Belluno veda riconosciuta ufficialmente la monumentalità di alcuni alberi presenti sul suo territorio comunale. Dietro la vecchia casa di campagna era già immenso e antico quando io comparvi piccolo bambino. Così Dino Buzzati, nell'ultimo Elzeviro da lui scritto per il Corriere della Sera dell'8 dicembre 1971, parlava dell'iriodendro che ancora oggi si trova sul retro della sua villa ed oggi riconosciuto come albero monumentale. Dobbiamo cercare di vedere cosa abbiamo intorno e sfruttare appunto anche queste bellissime cose che la natura ci dà per poterle utilizzare con percorsi e cose legate per esempio alla villa di Buzzati. Si può andare a visitare la villa e c'è l'albero censito e insomma è una bellissima cosa. Il liriodendro di Villa San Pellegrino è uno degli 11 nuovi esemplari che portano a 22 il numero complessivo degli alberi monumentali presenti nella provincia di Belluno, incrementando a 244 il numero di quelli censiti nel Veneto e a 4.006 il totale nazionale. Ci sono poi il maestoso tiglio selvatico delle ex scuole di Modolo, con i suoi 355 cm di diametro e 27 metri di altezza, e la bella carpenada di Villa Alpago Beltramini. Non monumentali ma comunque spettacolari e tutelati anche gli alberi di Piazza dei Martiri, l'unica piazza alberata centro cittadino fra tutti i capoluoghi del Veneto.
Alcuni di questi alberi però purtroppo sono malati. È stata fatta una valutazione tecnica specifica e purtroppo ci sono degli alberi malati che ahimè dovranno essere prima o poi tagliati. Ma verranno rimpiazzati da alberi analoghi? Sicuramente devono venire rimpiazzati da alberi analoghi perché anche quelli sono vincolati, non sono monumentali ma sono vincolati. Nessuno di loro faceva parte della formazione originale, totalmente rinnovati i Mattia Bazar che hanno suonato ad Alleghe. Fa tappa davanti allo Stadio del Ghiaccio di Alleghe, Casa Sanremo Estate. Gli ospiti d'onore sono i rinnovati Mattia Bazar. Non è il solito palco, non è il solito concerto, ma un salotto itinerante allestito in un grande veicolo, con talk show che parlano del territorio, gruppi locali e grandi ospiti. Nuovo leader del gruppo, la cui storia è entrata nel suo 10° lustro, è Fabio Perverso. È una responsabilità che mi ha fatto pensare se andare avanti o no, ma era una promessa data sia a Piero Cassano e soprattutto a Giancarlo Golsi, che è scomparso nel 2015, ed era quella di non far morire artisticamente i Mattia Bazar, per cui mi sono preso e caricato questo zainetto di oneri e onori e stiamo andando avanti e andremo avanti almeno per altri 20-25 anni, ne sono sicuro. Lui è nella band dal 1998, era nei Mattia Bazar quando vinsero il Sanremo 2002, ma era un bambino ai tempi dell'analogo successo del 1978, anno in cui chi oggi raccoglie la non facile eredità di Antonella Ruggero e Silvia Mezzanotte era ancora lontana dal nascere e le loro non sono canzoni facili da interpretare. Sono tutte difficilissime, probabilmente la più difficile è Cavallo Bianco. Poi metterei C'è tutto un mondo intorno, Ti sento, ma anche tutte. Anche tutte. Talmente difficile. La più applaudita invece è quella delle canzoni. Vacanze romane, sì, la più applaudita è Vacanze romane, poi c'è Ti sento dove tutti ballano, urlano e si agitano. E cosa c'è? Ah beh sì, C'è tutto un mondo intorno. La cantante è una Mattia Bazar da 5 anni. Gli altri 3 componenti del gruppo invece sono entrati appena un anno fa. Io adoro la montagna, il mare anche, ma la montagna mi appartiene perché vengo da un territorio che è abbastanza mosso, quindi trovo un po' un pezzo di casa mia. Last but not least, chi tra loro con Belluno ha un rapporto particolare. Una meraviglia. Io poi ho la moglie bellunese, quindi già insomma sono un po' del posto, anche se sono ligure e un ligure nei Mattia Bazar ci deve essere, quindi insomma montagna, mare, abbiamo tutto. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Weekend con tempo buono, proprio a Ferragosto però arriva una perturbazione che porterà qualche pioggia. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 13 agosto. Sul Veneto la pressione atmosferica torna temporaneamente ad aumentare. Bel tempo soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota, solo qualche innocuo addensamento. Temperature sostanzialmente stazionarie e gradevoli, minime tra 11 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso di prima mattina residua nuvolosità, in giornata cielo in genere sereno o velato. Temperature minime sui 18-21 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole, poche nubi sparse, senza precipitazioni. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonus
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.